Buonasera a tutti ragazzi. Ultimamente qualcuno mi aveva scritto: Giuseppe, ma si può vivere secondo te un pianeta abitabile vicino a un buco nero? Beh, la risposta ragazzi non è tanto semplice, però ho provato a cercare di dare una risposta, quindi ho girato un po' in lungo e largo per trovare, diciamo che ipotecamente non si potrebbe assolutamente, perché anche se diciamo un ipotetico pianeta in orbita diciamo a una distanza attorno a un buco nero potrebbe ricevere ragazzi troppa luce, quindi il problema non è il buco nero in effetti, ciao Danny, ma sarebbe la troppa luce che arriverebbe. Ciao, grazie Danny. Quindi il problema non è la luce, diciamo, del disco di accrescimento del buco nero, ma dalla luce delle stelle vicine, che purtroppo, come ben sapete, il buco nero tira, diciamo, le stelle dentro. Quindi, come potete vedere in questo, diciamo, quadro oppure foto, come la volete chiamare, ci sta che il buco nero tira, diciamo, anche la luce dentro. Come potete vedere, nessuna cosa sfugge, diciamo, a questo oggetto, diciamo, esagerato, diciamo, dello spazio. Quindi questa è una singolarità, quindi un evento davvero molto potente. Sì, potrebbe tirare, però se il pianeta, diciamo, stesse in condizioni, sì, sì, lontano dal buco nero, alla distanza giusta, la luce stessa del, diciamo, dell'accrescimento del buco nero potrebbe ospitare la vita, diciamo, allo stato liquido, l'acqua e diciamo tutte queste cose qui, diciamo, un pianeta ospitabile che starebbe alla giusta distanza dal buco nero, quindi non verrebbe attirato dal buco nero. Il problema non sarebbe il buco nero, ma le stelle vicine, ciao Avvocatella, che sono attratte dal pianeta e quindi diciamo dal buco nero e ci sarebbe troppa luce in arrivo sul pianeta, quindi questo è il problema. Quindi diciamo che poi sul pianeta, in effetti, come il film, se vi ricordate, Interstellar, i protagonisti lì subiscono gli effetti della relatività. Cioè un'ora passata in quella zona così vicino al buco nero, ragazzi, equivale a 7 anni terrestri, quindi un'ora passata su un pianeta che starebbe molto vicino a una massa così densa, diciamo che ci sarebbero proprio delle cose mostruose che non siamo abituati a vedere. Quindi un'ora passata su un pianeta che sta molto vicino al buco nero, quindi un'ora lì equivalgono a 7 anni terrestri. Quindi chiunque, come il film che non so, molti di voi credo l'hanno visto, il film Interstellar, quando vanno su quel mondo diciamo che sta vicino al buco nero, lì passano in effetti un'ora 7 anni, quindi diciamo anche la relatività è un problema per questi ipotetici pianeti che sarebbero vicini ai buchi neri, possono essere anche ospitali, possono anche contenere acqua allo stato liquido, tutto, però il tempo lì scorre diversamente, non come diciamo sulla Terra, quindi secondo quanto la relatività generale, quando si è vicini a una grande massa, il tempo passa diversamente, poi dipende da quanto stai lontano, quindi più vicino stai, più il tempo rallenta, più lontano stai e meglio è. Quindi poche ore vicino a un buco nero possono significare tanti anni. Quindi questo è quello che diciamo si potrebbe anche vivere in effetti, però secondo gli scienziati sarebbe impossibile proprio per questo fatto della relatività. Quindi ci sarebbero troppe onde elettromagnetiche che sono giustamente tirate dal buco nero, quindi anche se esistesse un famoso ipotetico pianeta abitabile vicino a una distanza giustamente che il buco nero non dà fastidio, diciamo, al pianeta, però ci sarebbero troppe onde elettromagnetiche, quindi è come se facesse una tacca al giorno, quindi non si potrebbe neanche su questa base qui. Quindi è impensabile
quindi la domanda che qualcuno mi ha posto, non è impensabile vivere su un pianeta, diciamo, da vicino al buco nero, quindi è da escludere a priori, quindi non è possibile. Quindi ragazzi, allora il film di Interstellar, come avete visto, è, ci sono cose vere e cose che è fantascienza, quindi il fatto che su quel pianeta il tempo rallenti è verissimo, quindi non ci sta problema, quello è vero. Tutte le altre cose forse sono più di natura fantascienza, quindi diciamo fantastica. Quindi diciamo che anche se questo pianeta avrebbe acqua liquida e potrebbe ospitare la vita, però il problema sarebbe proprio l'attrazione del campo gravitazionale che diciamo sarebbe troppo esagerata, quindi come potete vedere luce attirata, pianeti attirati, quindi se non muori di peste, come dico io, si muore di carestia, quindi in effetti non è possibile vivere in un pianeta vicino a un buco nero, proprio per questo motivo qua, sia per il fatto del tempo che è, è relatività e poi in effetti ci sarebbero troppe radiazioni e quindi non sarebbe possibile. Quindi come ho già detto in altri video ragazzi, se ipoteticamente uno di noi potrebbe stare sul bordo del disco diciamo che vedete qua del buco nero che si chiama orizzonte degli eventi, cioè un orizzonte che una volta oltrepassato non si può più tornare indietro, cioè dopo sei destinato ad entrare, diciamo, ti attira dentro, quindi alla fine finiremo tipo come uno spaghetto, quindi allungati. Quindi se però invece stessimo proprio sul bordo, quindi non un centimetro avanti, non un centimetro indietro, sì sì, in effetti staremo lì mezz'ora, invece sulla Terra sarebbero passati 100 anni, ti faccio un esempio, no? Quindi il tempo lì è, è relativo, quindi più grande la massa, più è quello, diciamo, più è forza la densità che passa il tempo, quindi il buco nero ha la capacità di cambiare anche il tempo, quindi di fermarlo addirittura, quindi vedete che superpotenza sono così questi buchi neri che secondo me chi dicono che siano passaggi tra un mondo e l'altro, chi dicono che sono stelle giganti, diciamo che sono collassate su se stesse e hanno provocato questa qui. Comunque non si sa cosa ci sia dentro in effetti. Tutta questa roba che viene risucchiata da questo buco nero, chissà se uscirà da qualche altra parte oppure non si sa. Quindi purtroppo, almeno per, secondo me per il momento, e quindi neanche fra 100 anni, diciamo, si saprà forse se ci sia qualche condotto oppure è solo una macchina che, diciamo, che trita tutto quello che va dentro. Boh. Però la risposta ai ragazzi che mi hanno fatto questa domanda è, ragazzi, su un diciamo ipotetico pianeta vicino a un buco nero non si può vivere, anche se il pianeta sarebbe ospitale, quindi purtroppo sarebbe una cosa, diciamo, impossibile. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo dopo con qualche altro video. Quindi se volete qualche domanda, qualche cosa, lasciate un commento, poi farò il video. In effetti questi sono messaggi che mi avete mandato voi. Se un ipotetico pianeta vicino a un buco nero era abitabile, l'ho trovato, quindi datemi il tempo e io poi se trovo la giusta cosa vi do la risposta in effetti, quindi non è possibile vivere vicino a un, diciamo, a un pianeta che anche se sarebbe diciamo pieno di vita, cioè acqua e tutto sarebbe come il nostro pianeta, però a causa del buco nero non potremmo mai andare lì a vivere, quindi la risposta ragazzi è no, non si può andare. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo dopo. Ciao Danny, ciao Pagatella, ciao a tutti.